Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto qui all'A. Facciamo un applauso sporadico così per scaldarci le mani, anche perché questo è l'ultimo salotto del 2019, quindi insomma è un salotto, come dire, un po' particolare. Abbiamo anche, diciamo, due band particolari. Tra poco verranno a trovarci, diciamo, una band che è appena uscito con un album nuovo, e un album che è stata anche una sfida quando è uscito, poi capiremo perché. Verranno quindi a trovarci tra pochissimo i Mons, che facciamogli un applauso incoraggiatore, va bene. E abbiamo direttamente arrivate, diciamo, dalla costa, dal litorale, finalmente arrivate dal mare, signore e signori, da Savona. Abbiamo qui, che ci vengono di nuovo a ritrovare perché ci eravamo già visti un po' di tempo fa. Abbiamo il piacere di avere gli studio Nadar. Allora Matteo, benvenuti. Sapevate già più o meno la ricetta perché eravate venuti d'estate, però quando Sì, verso giugno mi sembra. verso giugno. All'epoca sembrava quasi una cosa, dice, ma sì, è quasi uguale stare a Savona, stare a Torino. Adesso avete capito decisamente la differenza, immagino, che è una cosa brutta. Va bene, so che ci userete come cavie stasera, vero? Perché fate ascoltare dei pezzi che non si sono mai sentiti, inediti. Sono inediti e stiamo lavorando per fare l'EP. Stiamo facendo le pre-produzioni. Lo so, no, noi volentieri facciamo sempre da cavi, anche perché in qualche modo lo fa da cavi anche il nostro pubblico, quelli collegato da casa in streaming, o quello che ci ascolterà poi sulla Radio Torino Reporter 99.9, poi anche lì sporadicamente al martedì. Ma con che cosa cominciamo? Quindi questo vostro vena artistica nuova da che cosa parte? Da che brano almeno questa sera? Parte col brano Genesis, si chiama. Attenzione. Allora vediamo un po' in che situazione andiamo a finire insieme agli studio Nadar. Se mi guardi ridere, io sono nascosto dietro ad un muro pieno di crepe. Chiedimi come sto, non sono certo che risponderò. Ho ancora troppe cose da imparare. I miei occhi sono come briciole, piccoli e rossi nel fumo di una serata orribile. Provano a negare il diluvio universale, di lacrime amare di questo temporale. Provano a negare il diluvio universale, ma ricordati di respirare. Dicono che da ubriaco il vero carattere di un uomo inizia ad uscire. Io così non t'ho visto mai, cinica e fredda come non sei. Inizi un dialogo dal quale non riesci più ad uscire. E mentre il mondo ti guarda con la faccia un po' storta, tu li guardi a tua volta storcendo la bocca, con la faccia stravolta con quel ghigno sulla bocca. Ti sbrocca e s'arrocca anche se non ha colpa. Provano a negare il diluvio universale, di lacrime amare di questo temporale. Provano a negare il diluvio universale, ma ricordati di respirare. Provano a negare il diluvio universale, lacrime amare di
Grazie. Studio Nadar, o forse Nadar, sbaglio l'accento. Nadar. Sarebbe Nadar. Io gli ho messo una ciabatta diciamo un po' più romana su il vostro studio a Nadar, scusatemi. Allora, io l'altra volta che avevo sentito eravate come dire in acustico, no? L'altra volta eravamo in acustico. Sì. Invece stasera siete in elettrico, cosa sono? Due abiti che indossate con disinvoltura, che indossate oppure questo A è proprio... seconda di dove dobbiamo suonare ci adattiamo anche in avete acustico. questo doppio guardaroba, diciamo. Invece... Però diciamo che noi nasciamo in elettrico, cioè così. E quindi il disco verosimilmente lo registrerete in elettrico. Avete già un titolo, diciamo, provvisorio? Non ancora. Non ancora, già. È tutto in fase di elaborazione. Disco numero, quindi sarebbe il disco numero? Sarebbe il primo, invece abbiamo fatto già un EP anni fa, ma un po' così. Era così, cioè quello l'EP 0, questo qui sarebbe l'EP 1, mettiamo numero 1. Va bene, adesso invece che brano abbiamo? Abbiamo un brano numerico o un brano diciamo più diciamo d'amore, diciamo, come si intitola? Un po' più alimentato questo forse. Squarci di luna si chiama. Squarci di luna. Vediamo, signore e signori, studio Nadar. Guardando la luna con gli occhi al cielo, mi chiedo se tutto è successo davvero, se quello che sento schiacciarmi sul petto è solo un peso che non ha più effetto. Vorrei fosse un sogno che ho sempre sperato, di avere la vita che ormai ho perduto. Hai scalato la vetta più alta di tutte per guardare dall'alto il mondo intero. Come l'arcobaleno dipingi in questo cielo un velluto blu che non muta più. Come l'arcobaleno dipingi in questo cielo un velluto blu che non muta più. Guardando il sole ad occhi chiusi, vedo il buio sotto una nuova luce. La donna velata non mi fa più paura, si aggira per strada come una sconosciuta. Dall'alto mi guardi e chi sollievo, illumini anche l'altro più buio, scaldando anche il cuore più nero, avvolgendo tutto il mondo intero. Come l'arcobaleno dipingi in questo cielo un velluto blu che non muta più. Come l'arcobaleno dipingi in questo cielo un velluto blu che non muta più. Come l'arcobaleno dipingi in questo cielo un velluto blu che non muta più. Come l'arcobaleno
Studio Nadar qui al salotto questa sera. Abbiamo detto insomma che arrivate da Savona, abbiamo detto anche che siete ormai di casa qui perché siete già venuti a trovarci in una veste un po' differente. Adesso andiamo un po' a scoprire, come dire, i vostri desiderata. Adesso domani sarà Capodanno, non so se fate un concerto domani a Capodanno, no? Lo so, sono periodi difficili per i musicisti, però ecco il prossimo anno, magari quando poi dopo questo album che uscirà, insomma, avrete successo, voi preferireste suonare, dove vi piacerebbe suonare a Capodanno? Non so, a Venezia o a Las Vegas? Vabbè, tra Venezia e Las Vegas. È difficile, è difficile. Las Vegas. A Las Vegas. Vedi che crei subito difficoltà. Dovreste decidervi su questa cosa qua perché una volta che uno comincia a visualizzarlo è capace che andate veramente a Las Vegas. Anche secondo me Venezia non è male a Capodanno, però insomma, diciamo l'importante sarebbe poi fare un bel concerto di quelli a Capodanno. Suonare poi. Però, esatto, però bisogna avere poi anche il repertorio dei pezzi ballabili. Adesso non so se il prossimo è un pezzo ballabile, un pezzo d'amore. No, è un pezzo un po' più tranquillo ma non ballabile. Un pezzo tranquillo, diciamo un pezzo più romantico, diciamo un pezzo più romantico che si intitola Fase Rem. Fase Rap. Rem. Ah, Rem, beh, quindi ci sta Fase Rem anche con la cosa romantica ci sta. Signore e signori, Studio Nadar. Scivolare via dalla mia mano come una goccia che si perde al suolo sul bagnato, affogo in un mare in tempesta che rompe le radici della mia anima. Nel tuo manto lungo stellato, nel silenzio tuo battato, dolce Signore del sonno, lascio la mia mente tra le braccia di Morfeo. Dagli occhi con il pensiero loro, recepito nel sonno, ti lascio i miei tormenti, mi prendo i tuoi silenzi, mi rifugio nei miei sogni, libero. Dagli occhi con il pensiero loro, recepito nel sonno, ti lascio i miei tormenti, mi prendo i tuoi silenzi, mi rifugio nei miei sogni, libero. Immagini sfocate mai perfettamente ricordate, cullami nel silenzio della notte, accompagnami in monti incantati dove non c'è posto per la solitudine. Un ragazzo coperto da un mantello nero si avvicina ascoltando fitto il mio pensiero. Non svegliarmi se non alla fine del lungo viaggio che scorre nella mia mente. Dagli occhi con il pensiero loro, recepito nel sonno, ti lasci i miei tormenti, mi prendo i tuoi silenzi, mi rifugio nei miei sogni, libero. Dagli occhi con il pensiero loro, recepito nel sonno, ti lasci i miei tormenti, mi prendo i tuoi silenzi, mi rifugio nei miei sogni, libero.
Studio Nadar, Studio Nadar. Questo era diciamo un pezzo un po' più delicato, almeno così ce l'avevate presentato, poi diciamo sei un po' intabaccato, poi come si sono tutti direbbe. quelli. Sei un po' intabaccato. Va bene, allora Matteo, senti, io ti vorrei chiedere però a questo punto di presentarci, come dire, gli altri componenti della band, i tuoi sodali compagni di viaggio, che abbiamo alla chitarra elettrica. Alla chitarra elettrica c'è Michele, Michele, facciamogli un applauso Michele, bravissimo, bravo. poi alla batteria c'è Andrea e al basso Simone. E Matteo, chitarra e voce, vero? Chitarra e voce, adesso. Le voci. Allora, senti, quest'ultima canzone, diciamo, con questa diciamo, andiamo a rivederci al Lab e anche chiaramente qui al Salotto. Potrebbe essere anche la title track del vostro prossimo lavoro, perché? Non so che è la nostra ultima canzone che abbiamo fatto, quindi Proprio l'ultima uscita, l'ultima sfornata, fresca, diciamo, come si intitola? Narciso. Narciso, attenzione signore e signori, Narciso con, cioè, o meglio, Studio Nadar con Narciso. Ma non farti fragile mentre ti guardo non so chi sono. Vorrei soltanto scappare lontano senza voltarmi e chiedermi dove sono. Ma se provo a guardare lontano, questo muro diventa lo specchio degli errori della mia vita passata e di noi due seduti lungo la strada. Ma se ci penso sale un fumo denso e lento che mi spegne da dentro come quando ripenso a tutto quello che è successo. Chissà se tu mi stai aspettando, ma dimmi dove, dimmi quando, ma dimmi quando. Chissà se tu mi stai aspettando, ma dimmi dove, dimmi quando, ma dimmi quando. Corri quella fiamma che non sa galleggiare in mezzo al mare. Lasciati trasportare nel suo silenzio assorto, come quando perdi contatto con il mondo. E mentre ascolti da vicino, guardami, ti sento trasparente, prova a sorprendermi. Perché adesso vedo soltanto il tuo riflesso, un po' sbiadito all'ombretto, ma lo sento perfetto, perché adesso ti vedo e penso. Chissà se tu mi stai aspettando, ma dimmi dove, dimmi quando, ma dimmi quando. Chissà se tu mi stai aspettando, ma dimmi dove, dimmi quando, ma dimmi quando. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille, Studio Nadar, grazie. Grazie a voi. Un grosso in bocca al lupo e come dire, un arrivederci a prestissimo. Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato in streaming. Adesso facciamo un brevissimo cambio palco e tra poco saranno qui i Mons. A frappè.